Davide, non ricordo l'ultima volta che ti ho preso in braccio e non sapevo che fosse l'ultima volta. Il tempo poi è passato, sei diventato quello che più desideravi, un carabiniere d'Italia. Prendo a prestito alcune frasi sentite in questi giorni. Davide, hai potuto realizzare uno dei tuoi più grandi amori della tua vita oltre a Marica, il tuo lavoro, diventare carabiniere d'Italia. Ho ricevuto tantissime e meravigliose testimonianze del tuo essere persona e carabiniere. Per noi e mia moglie, tua mamma, un figlio meraviglioso e un fratello speciale per Filippo. Eri limpido, sincero, generoso e sempre pronto ad aiutare. Un tuo collega ci ha scritto: sei un'anima gentile di quelle che non si trovano più. Vola in alto, Davide, sarai sempre nei nostri cuori. Oggi sono qui, non solo come figlio, ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare papà, un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all'onore. Mio padre ha scelto una strada fatta di coraggio, sacrificio e responsabilità. Per lui era importante quel senso di responsabilità che era costantemente presente in lui, insieme alla pacatezza e modestia sincera. Queste sono le qualità che ha sempre cercato di trasmettermi. E anche se questa insensata tragedia lo ha strappato a me e all'affetto di tutti coloro che lo hanno amato, io voglio credere che questa sua eredità caratteriale e morale continui a parlarmi anche nel silenzio, mantenendo viva la sua memoria. Tutto questo per rendere onore a Marco, mio fratello, Valerio e Davide. 3 carabinieri che hanno dato la vita in nome della giustizia, per sempre.